notte di paura alla Scorza con 2 assalti a Silea, rapinatori armati di forca e piccone minacciano i presenti e rubano l'incasso. A Villorba forzano la porta e svuotano la cassa. Tragedia in località Lungo Adige, a Chioggia, autovola nel canale, si inabissa con 3 giovani a bordo, morti 2 ventenni moldavi, il terzo è grave in ospedale. Si è spento a 81 anni Roberto Linguanotto, per tutti Loli, cuoco e pasticcere che ha fatto la storia della pasticceria trevigiana con il tiramisù, diventato poi il dolce più amato in tutto il mondo. Per il governatore Zaia, referendum anti-autonomia promosso dal centro-sinistra, se dovesse passare spaccherà l'Italia, sul piede di guerra idem, è inaccettabile. Oltre 2000 post, almeno la metà di insulti per la tradizionale pasta asciutta antifascista, botta e risposta tra Pelloni e Freda. Da Antenna 3 in arrivo la denuncia contro gli haters. Bufera Monastier per il taglio di un'agave trentennale, l'ok arriva dall'ufficio tecnico del comune, ma il primo cittadino non ne sa nulla. Ultima domenica di luglio, all'insegna di temperature record, solo i turisti sfidano il caldo torrido per visitare la città, strutture piene all'80%. Sul Cansiglio la 31esima edizione della Festa della Trevisani nel mondo, con l'obiettivo di creare una consulta regionale per aiutare il rientro degli emigrati. Stamane la diretta su Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, sale slot nel mirino, notte di paura alla Scorza con 2 assalti, il primo a 00:30 a Silea, dove i rapinatori armati di forca e piccone hanno minacciato i presenti e rubato l'incasso. Poco dopo il secondo caso a Villorba, qui la sala slot era già chiusa, i malviventi hanno forzato la porta e svuotato la cassa. Brandendo una forca, un piccone, una pala ed un bastone hanno fatto irruzione nei locali dove ancora c'era una quindicina di clienti ed una dipendente. Attimi di paura, a 00:30 nella sala slot Las Vegas, nella zona commerciale di Silea. 4 i banditi arrivati a bordo di un'Audi grigia, uno è rimasto fuori a fare da palo, gli altri 3 sono entrati. Incappucciati col passamontagna dove si vedevano solo gli occhi, uno è rimasto fermo dentro la sala dicendo appunto ai clienti di non muoversi, altri 2 sono venuti verso l'ufficio dove appunto ci sono le casse, minacciando i clienti che erano qua del banco del bar sempre di non muoversi. I rapinatori spaccano il manico della pala contro un frigo, poi entrano nell'ufficio. Sono andati sulla cassa, hanno preso l'incasso che c'era, circa 2000 euro, e da là hanno preso e sono usciti, scappando via. Non sono mancati i momenti di tensione quando un giovane cliente che era in bagno è fuggito all'esterno trovandosi davanti il complice che ha cercato di fermarlo, o quando una donna ha avuto un attacco di panico. C'è una signora che le è venuto un attacco di panico, un attacco di ansia, comunque ha incominciato a tremare, però devo dire che io sono soddisfatta delle persone che erano qua, dei nostri clienti, perché nessuno ha rischiato. Veramente sono stati tutti fermi e hanno proprio ascoltato in modo tale da comunque in modo tale che non succedesse niente di brutto. Prima di fuggire i malviventi hanno anche arraffato la borsa della dipendente terrorizzata. Piangendo le ha chiesto: per piacere lasciatemi la borsa, i documenti, le chiavi e tutto il resto, e in realtà un cliente subito dopo ha trovato la borsa tirata verso, sulla strada qua principale, e l'ha presa, l'ha riportata qua e dentro la ragazza ha tutto. Subito sono stati allertati i carabinieri che conducono le indagini sulla rapina. Secondo le testimonianze dei presenti, uno dei rapinatori era di colore, altri 2 avrebbero parlato tra loro in albanese. Ma questo non è l'unico colpo della notte. Poco più tardi, forse la stessa banda ha preso di mira un'altra sala slot in via Volta a Villorba. Qui il locale era già chiuso. Per entrare i malviventi hanno forzato la porta. Ho fatto questa, buonasera Giulia, io quando ero venuto c'è la polizia e già che fa sicurezza notturna, il signore mi aspettava. Allora hanno detto qua, è entrato dentro, ha preso i soldi, ma quando i soldi dobbiamo ancora conteggiare. Ancora da quantificare dunque il bottino del secondo colpo, dopo il quale i banditi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto gli agenti delle volanti della questura di Treviso che conducono le indagini. La cronaca ora ci porta fuori provincia, a Chioggia, per un tragico incidente che si è verificato questa mattina all'alba. Un'auto è uscita di strada finendo in un canale pesantissimo. Il bilancio: 2 giovani morti, un terzo ferito gravemente.
L'auto che sbanda e vola giù nel canale, una tragedia all'alba di domenica, forse dopo il rientro da una serata in compagnia, ed è di 2 morti il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Chioggia in località Lungadige. Nelle immagini il lavoro dei vigili del fuoco arrivati immediatamente sul posto in via Busiola, posto segnalato ampiamente sui social dagli stessi residenti che da tempo ne denunciavano la pericolosità. L'erba alta, la curva nascosta dopo un rettilineo. I 2 giovani deceduti sono stati estratti dalle lamiere dell'auto già privi di vita, avevano 20 e 25 anni. Unico sopravvissuto il 33enne che era con loro e che è stato portato d'urgenza in ospedale a Mestre. Le sue condizioni sono serie. La macchina, una BMW X5, probabilmente viaggiava a forte velocità. Secondo una prima ricostruzione sarebbe andata a sbattere contro un albero e poi giù nel canale. Sul posto, oltre all'elicottero del SUEM, anche una volante del 113 di Chioggia. I sospetti che potesse esserci a bordo una quarta persona e dunque un disperso sono stati confutati dopo diverse ore di ricerche da parte dei sommozzatori. Ed un altro incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato la scorsa notte in provincia di Treviso, quando sulla strada panoramica del Montello, a Nervesa della Battaglia, un furgone Opel Combo condotto da un 19enne di Caerano San Marco si è ribaltato ed è finito fuori strada in una pericolosa carambola, ferito il conducente di 2 passeggeri. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Nervesa. Il conducente del mezzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna per accertamenti. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Quella che si è verificata in Norvegia, dove ha perso la vita mentre faceva base jumping Matteo Mazza, originario di Orsago. Centinaia i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Aveva 37 anni Matteo Mazza ed una grande passione per l'avventura, la libertà, lo sport. È stato tradito dalla tuta alare che da diversi anni ormai lo accompagnava. Era maestro di sci, amante ed esperto conoscitore della montagna. Faceva base jumping. È morto il 13 luglio scorso finendo con la sua tuta alare durante un volo contro una montagna. La notizia è stata resa nota soltanto in questi giorni, quando la famiglia, molto nota ad Orsago, si è riunita per ricordarlo. L'incidente a Gudvangen, nel sud della Norvegia, il salto a 1480 metri di altitudine sopra la Valle dei Laghi. A lanciare l'allarme dopo l'incidente una persona che con il binocolo aveva visto il giovane lanciarsi e poi scomparire. I soccorritori sono stati allertati alcune ore dopo il corpo ritrovato senza vita. Sul casco, ancora attiva la telecamera, ha ripreso gli ultimi istanti di vita di Matteo. Commosso il ricordo sui social della famiglia e degli amici che lo conoscevano bene. Ieri a Orsago per Matteo un momento di raccoglimento con tutta la famiglia. L'urna con le sue ceneri farà presto rientro in Italia. Il padre di Filippo Turetta, Nicola, ha chiesto scusa dopo le intercettazioni diffuse nelle scorse ore sul colloquio avuto con il figlio in carcere, in cui lo stesso minimizzava il gesto atroce del figlio e si dimostrava preoccupato perché una volta uscito riuscisse a laurearsi. Gli ho detto solo tante fesserie, non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale, erano frasi senza senso, ha detto papà Nicola, temevo che Filippo si suicidasse. Queste appunto le sue parole, descrivendo quegli istanti come devastanti e impossibili da gestire per la paura appunto che il figlio potesse togliersi la vita. In Cansiglio ora con l'ultima edizione della Trevigiani nel mondo, il governatore Luca Zaia, come sempre presente, ha risposto sulla raccolta firme anti-autonomia che ha già raggiunto numeri da record. Sentiamo. Noi affrontiamo tutto con serenità, con il sorriso, visto e considerato che stiamo parlando della Costituzione, non stiamo parlando di un atto sovversivo, ed è bene invece che si comunichi correttamente ai cittadini, perché sento dei racconti e delle narrazioni che sono veramente vergognose, perché comunque questo è un grande progetto di decentramento amministrativo, questo è. Risponde così il governatore del Veneto Luca Zaia oggi sulla piana del Cansiglio al giornalista che gli chiede se la legge Calderoli sia a rischio. All'indomani dei numeri da record raggiunti dalla raccolta firme anti-autonomia. 100.000 firme in un giorno non sono poche se si pensa che per indire un referendum ne bastano 500.000. Referendum che, se dovesse essere votato, potrebbe per il governatore del Veneto davvero dividere il paese, mettendo in scena la lotta del nord contro il sud. Il vero Spacca Italia sarà rappresentato dal
referendum. Il referendum porterà l'Italia, semmai si andrà a referendum, in una maniera e ne uscirà un'altra Italia, un'Italia sicuramente spaccata tra guelfi e ghibellini, tra chi voleva la propria autonomia e non l'ha ottenuta, o chi voleva l'autonomia e l'ha portata a casa, e chi votava contro e non voleva dare l'autonomia a qualcun altro. Zaia ha tirato per la giacchetta in queste ore dopo il terremoto in Laguna. Suo potrebbe essere il nome del prossimo candidato del centrodestra se Brugnaro dovesse lasciare chiosa anche sulla questione pedemontana, la superstrada esclusa dal governo dalla riforma delle concessioni autostradali, facendo così sfumare il sogno del governatore della holding delle autostrade del nord-est. Il provvedimento non è ancora chiuso perché deve andare in Parlamento. Devo dire che trovo scandaloso che qualcuno dica ma la pedemontana è in perdita, l'abbiamo scritto noi per primi, i primi 9 anni comunque non chiuderà un bilancio in attivo. Le infrastrutture vanno fatte anche una visione di prospettica, è inutile poi lamentarsi sempre che non abbiamo i servizi. E fra l'altro sto parlando di un'infrastruttura che non ho inventato io, me la sono trovata, ho avuto solo il merito di averla conclusa, se non sarebbe l'ulteriore incompiuta in questo paese. E sulla questione del referendum anti-autonomia interviene oggi il senatore Dem Andrea Martella, segretario regionale del partito. È inaccettabile affermare che il referendum divida l'Italia. Martella è intervenuto alla festa dell'unità di Puos ed ha risposto a distanza alle dichiarazioni del governatore Zaia. Capisco un certo nervosismo, scrive, alla luce delle 160.000 firme già raccolte. Ricorda Martella, dopo aver provato a modificare con precise proposte in Parlamento il disegno di legge Calderoli e dopo aver riscontrato la totale chiusura della maggioranza, il referendum ci appare la strada giusta per dare la parola ai cittadini, spiegando che la legge sull'autonomia differenziata voluta dalla Lega è sbagliata e pericolosa, lede il rapporto tra unità della Repubblica e il ruolo delle autonomie come stabilito dall'articolo 5 della Costituzione. Senza la definizione dei LEP e senza risorse per la perequazione cristallizzerà le diseguaglianze sociali e territoriali, con il rischio di creare una confusione normativa senza precedenti ed una voragine nei conti pubblici. Senatore Andrea Martella, che è intervenuto anche sulla questione delle rette, delle case di riposo, la questione dei rimborsi agli ospiti non autosufficienti. Sentiamo. Rette delle case di riposo per persone affette da morbo di Alzheimer o altre gravi patologie in contesti di non autosufficienza. A chi spetta il pagamento? La questione è esplosa dopo diverse sentenze, ora anche della Cassazione, a favore delle famiglie che chiedevano rimborso della quota di compartecipazione versata. Sentenze che però non sono univoche e che hanno aperto un vero e proprio vaso di Pandora dagli effetti potenzialmente dirompenti per le RSA. Il vulnus nella questione è se l'assistenza di queste persone si configura come un trattamento anche sanitario e che quindi va ricondotto alla gratuità delle cure sancite dalla riforma del sistema sanitario nazionale. Il senatore Andrea Martella, segretario del PD Veneto, ha presentato un'interrogazione al ministro Schillaci. C'è bisogno di fare chiarezza su questo punto ed è per questo che ho presentato un'interrogazione al Ministro della Salute, per avere delle certezze anche di carattere normativo, per sapere chi deve farsi carico dei costi e se lo Stato o la Regione intendono intervenire anche dal punto di vista finanziario per fare in modo che i costi non debbano essere sostenuti una volta dalle famiglie, un'altra volta dalle RSA, senza che ci sia nessun tipo di chiarezza. Una questione che sta diventando sempre più urgente e con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle malattie neurodegenerative interessa un numero crescente di famiglie. È una questione molto importante perché anche la nostra società, quella veneta, ha sempre più a che fare con la non autosufficienza, con l'invecchiamento della popolazione e quindi con la necessità di rendere solide e capaci di dare delle risposte anche a queste strutture così importanti del nostro territorio. Odiatori scatenati contro Stefano Pelloni, capogruppo Dem a Treviso, dopo le dichiarazioni di apprezzamento della pasta asciutta antifascista organizzata da CGIL e ANPI alcune sere fa.
Ma sulle denunce io penso di sì, nel senso che oggi in Italia non è pensabile di scrivere con nome e cognome, questo è quello che mi preoccupa, che ci sia un tale sdoganamento di questi argomenti oggi nei social, per cui ci si senta liberi di scrivere con il proprio nome e cognome degli insulti pesantissimi. Da tutta Italia sono partiti gli insulti nei confronti del capogruppo del Partito Democratico trevigiano Stefano Pelloni, il termometro del clima che ancora oggi in Italia suscita il dibattito sull'antifascismo. Pelloni si dice pronto a denunciare offese pesanti per le quali il capogruppo Dem ha già incassato la solidarietà da destra a sinistra. Che il tema continui ad essere divisivo lo conferma il dibattito andato in onda ad Antenna 3. A lei ci sarebbe andato se l'avessero invitata? No, perché poi questo è il vero tema. L'antifascismo viene utilizzato come una clava dalla sinistra da tempo, forse dalla teorizzazione del fascismo eterno da parte di Umberto Eco, quindi almeno da una trentina d'anni, quando oggi un vero pericolo fascista non esiste. Una connotazione politica che serve per serrare i ranghi l'antifascismo celebrato dalla sinistra, secondo Raffaele Fredda di Fratelli d'Italia. Esiste oggi il pericolo di una dittatura fascista in Italia? Probabilmente no. Esiste un tema legato all'antisemitismo? Esiste un tema legato al razzismo? Questi temi sono problematici anche in partiti come Fratelli d'Italia. Vorrei sentire qualche volta qualche esponente della sinistra dichiararsi anticomunista o antisovietico. Non succede. La sinistra oggi utilizza il tema dell'antifascista per dare dei fascisti ai propri avversari. Punto. Voglio dire a Freda che il sindaco Conte il 25 aprile invece ha avuto delle posizioni estremamente avanzate rispetto a questo, dichiarando il 25 aprile Treviso è antifascista. Se uno dice facciamo la pasta asciutta liberal democratica in onore della nostra Costituzione, partecipano tutti, di Fratelli d'Italia, della Lega, del PD. Evento come da tradizione organizzato da CGIL e ANPI che assicurano la replica anche per il prossimo anno. Sarebbe stato strumentale se avessimo fatto come organizzatori un comunicato stampa in cui avessimo scritto chi ha partecipato in termini istituzionali e chi non ha partecipato alla nostra iniziativa. Così non è stato un momento pubblico aperto a cui tutti potevano partecipare liberamente. Lutto a Treviso, si è spento a 81 anni Roberto Linguanotto, per tutti Loli, cuoco e pasticcere che ha fatto la storia della pasticceria trevigiana riscoprendo al ristorante Le Beccherie. Il tiramisù, diventato poi il dolce più amato in tutto il mondo, era considerato il papà del famoso dolce a base di savoiardi, crema al mascarpone, caffè, zucchero e cacao, del quale, seguendo l'intuizione di Alba Campeol, codificò la ricetta. Le sue ultime apparizioni alla Tiramisù World Cup, la gara che ha contribuito a realizzare vaste le espressioni di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Linguanotto. In queste ore i messaggi del sindaco di Treviso Conte e del presidente della regione Zaia. Ultima domenica di luglio all'insegna di temperature record, solo i turisti sfidano il caldo torrido per visitare la città di Treviso. Vediamo. Il termometro che sfiora i 35 gradi, la fontana delle tette ed il desiderio di un po' di refrigerio richiamano i turisti che in questa torrida domenica di fine luglio sfidano il caldo per visitare la città. È il ritorno eravamo a Levico, abbiamo fatto un giro il weekend a Levico e siamo tornati indietro per Treviso e non ci eravamo mai stati, quindi è la prima volta, per cui... E poi siamo trovati su questa piazzetta particolare, simpatica però, e anche rinfrescante comunque vista la giornata. Arrivano dall'Italia e dall'estero, anche oltreoceano, come questa giovane coppia di argentini. Do you like Treviso? Yes. Sì, è una città molto bella. Il fiume è adorabile, è molto limpido e la città è piena di verde. Arriviamo da Bergamo, complimenti per la città, molto molto bella. Fa caldo ma insomma merita fare una gira. Esattamente, sì, no. Poi ci sono tutti questi archi, si sta anche al fresco. Di trevigiani in giro se ne vedono pochi, fuori città per le ferie o per una gita al mare o sui monti. I turisti la fanno da padroni, se è vero che inaspettatamente per il periodo le strutture ricettive hanno tassi d'occupazione che superano l'80%. In Piazza dei Signori acqua fresca e ventilatori assicurano un po' di refrigerio sotto il sole cocente. Abbiamo venuto per provare il tiramisù, che è proprio di Treviso, mi hanno detto, no?
L'avete già provato? No, stiamo aspettando. Della Corsica. Bastia, Treviso molto bella. E c'è il tiramisù migliore dell'Italia, vediamo. From Belgium. Yeah, from the West Flanders. Questo gruppo familiare arriva dalla Polonia ed è innamorato di Treviso. Do you like Treviso? Very much, yes. Ci piace molto, è una bella città. Ci fermiamo 4 giorni, fino a giovedì, ed è molto piacevole. Pubblicità, ora ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. È iniziata la stagione dei funghi ed anche quest'anno l'ULSS 2 mette a disposizione dei privati il servizio di controllo gratuito dei funghi raccolti appunto dai cittadini. Un servizio importantissimo che consente di evitare conseguenze talvolta anche mortali. I casi di similitudine tra i funghi sono molto frequenti. I cercatori confondono spesso i funghi e quindi, pensando di raccogliere una specie commestibile, invece si imbattono in una che è velenosa. È iniziata la stagione dei funghi ed anche quest'anno l'Ispettorato Micologico dell'ULSS 2 assicura il controllo sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati. Un servizio gratuito e molto importante perché può salvare la vita o comunque eliminare il rischio di intossicazioni che, e questo in pochi lo sanno, anche i funghi commestibili possono provocare se raccolti in luoghi non idonei o cucinati in modo non appropriato. È il caso proprio della specie dei funghi chiodini, che è la specie più diffusa qui nel nostro territorio, nella regione Veneto, che è commestibile ma è quella che genera più intossicazioni, proprio perché se questo fungo non viene cotto prima del consumo in maniera proprio anche abbondante, può generare delle intossicazioni, soprattutto nelle persone sensibili, anziani, bambini che possono avere delle intolleranze. Gli esperti micologi operano nei distretti di Treviso, alla Madonnina, in quello di Pieve di Soligodi, in quello di Asolo, presso la sede del Servizio Igiene ed Alimenti di Montebelluna. Sul sito dell'ULSS si trovano indirizzi, orari e numeri di telefono. In caso di comparsa di sintomi associabili al consumo da funghi, anche se mangiati diversi giorni prima, ci si deve recare al più presto al pronto soccorso, portando se possibile i resti del pasto o dei funghi rimasti. Chi mangia funghi è bene che, come ha qualche sintomo, si rechi subito al pronto soccorso, ma con tutti gli elementi per mettere nelle condizioni migliori il micologo a determinare qual è la specie fungina, perché il tempo è il fattore discriminante. Continuano gli avvistamenti del lupo che da settimane è stato più volte segnalato tra i comuni lungo l'asta del Piave. Alle 3 di sabato il lupo, probabilmente sempre lo stesso esemplare caratterizzato dall'andatura zoppicante, è stato notato a Carbonera tra via Lovadina e via Cal di Maserada. Ce lo segnala un nostro telespettatore che ci ha inviato le immagini che vedete. Nel nuovo avvistamento dell'esemplare sono state informate le autorità di pubblica sicurezza. Lo scorso fine settimana il lupo era stato avvicinato, si era avvicinato ad un gruppo di persone che stava festeggiando nell'area picnic allestita vicino alla spiaggetta di Saletto di Breda di Piave, probabilmente attirato dal profumo delle costicine che stavano cucinando. Tagliata mentre aveva iniziato a fiorire un'agave trentennale che era diventata il simbolo della frazione di Pralongo di Monastier. Indignato con il suo ufficio tecnico anche il sindaco Paola Moro. Si sapeva che non era su un territorio, però ben fatto tutto, perché non solo a pianta. Sempre curata, perché se lei vede è sempre stata tagliata perché non fosse pericolosa per persone che passavano a piedi, in bicicletta. Abbiamo fatto l'aiuola. Lo chiamano il fiore della morte perché è l'ultimo atto della pianta di agave prima di morire, pianta che Renato e Maria Grazia hanno curato e protetto per 30 anni. Regalata da un'amica, piantata qui in via Pralongo e nel giardino di casa loro, coperta d'inverno,
potata quando era necessario ed ora, dopo 30 anni, la pianta era fiorita. Un fiore prezioso. In Messico i semi dei fiori sono usati anche per produrre tequila. Chissà, forse è stato questo a portare una coppia di jesolani a presentare all'ufficio tecnico la richiesta di tagliare la pianta. E così è stato. Ecco il punto dove la pinna è stata mozzata. L'agave è ancora lì soltanto perché la signora Maria Grazia ha cercato in tutti i modi di fermare l'operazione. Era già per terra e sono restato male. I cani hanno abbaiato. E io ho detto, ma cosa si deve fare? Lei ha detto, portiamo via il fiore. Siete impazziti? No, abbiamo l'ordine dall'ufficio tecnico, siamo in regola. E entrava Maria. Ho dato un urlo e poi, se devo essere sincera, mi veniva anche da piangere. Ecco. No, questo qua mi ha detto che lui voleva i semi, gli servivano i semi. Un permesso ottenuto dall'ufficio tecnico del comune di Monastiere che ha lasciato di stucco anche lo stesso sindaco Paola Moro, che non ne era a conoscenza. Qui sicuramente c'è stato un gravissimo errore di valutazione. Io ho chiesto proprio per questo una relazione scritta che ancora non ho sulla scrivania e quindi prima di fare qualsiasi tipo di pronuncia volevo vedere questo. Però è chiaro che una cosa del genere, cioè veramente è di una tristezza incredibile, anche perché la signora Anna Maria e il signor Renato mi avevano mandato anche le foto di questa inflorescenza e poi appunto la piccola frazione di Pralongo è nota anche perché tutti si prendono cura, insomma loro in particolar modo dell'arredo urbano, del verde, insomma. Da qui il dispiacere più grande che un ufficio possa non essere stato a conoscenza della presenza di questa pianta, divenuta nel tempo un simbolo della frazione di Pralongo. Non ci sono state spese per il comune ha dato soltanto l'autorizzazione a farlo. E però, ripeto, non si torna indietro purtroppo, però è giusto che chi ha avuto, insomma, che ha purtroppo creato questo spiacevolissimo inconveniente, insomma, riconosca e chieda anche scusa. In Cansiglio ora con il 31esimo raduno dell'Associazione Trevisani nel Mondo, un evento che abbiamo raccontato in diretta e che è stato seguito in streaming da tutto il mondo. L'emigrazione veneta verso Latina ed Arborea, il tema di questa edizione, dove sta crescendo l'esigenza di norme che possano far tornare i veneti di terza e quarta generazione nelle terre dalle quali i loro nonni sono partiti con le valigie di cartone. Sono parole di una delle più popolari canzoni sull'emigrazione trevigiana e veneta nel mondo. Storie di speranza, ma anche di delusioni, di truffe e di riscatto sociale, ma soprattutto di fatica e coraggio. Perché ci vuole tanto coraggio lasciare la propria terra, i propri cari e le proprie radici per un futuro probabile verso l'ignoto. Perché è questa la storia raccontata dai tanti labari che anche quest'anno hanno fatto da cornice al 31esimo raduno dei trevisani nel mondo in Pian del Cansiglio. Prima con la sfilata dei labari delle sezioni, poi con i confaloni dei comuni e infine con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Vittorio Veneto. Quindi vuol dire che l'emigrazione ha assunto un significato anche più ampio. E siamo tutti emigrati in questo senso qui. Più ampio perché notevole è l'interesse di figli e nipoti dei nostri emigranti per le loro radici, come per il Brasile. Negli ultimi anni abbiamo avuto delle crescite esponenziali, del 4-5% ogni anno di crescita, anche perché, diciamoci la verità, molti veneti quando sono nati lì poi hanno fatto anche fortuna, quindi molti di loro sono persone che stanno anche bene economicamente e quindi è anche un turismo, se vogliamo, di livello molto importante. Turismo delle radici, ma anche richiesta di tornare a vivere dove sono partiti i propri bisnonni. Oggi per molti comuni è un problema, ma per il Veneto sarà sempre più una risorsa. La storia dell'immigrazione è straordinaria anche perché si sviluppa tra passato, presente e futuro, ovviamente con caratteristiche diverse, però noi abbiamo una fortuna, abbiamo un tesoro di esperienza che è quella del passato che ci serve oggi per lavorare nel presente e soprattutto per programmare il futuro, dando la possibilità a coloro che vogliono tornare nei nostri paesi di metterli nella condizione di tornare. Un rientro programmato, ma soprattutto seguito e formato per un inserimento utile nel nostro tessuto economico e sociale, soprattutto dei piccoli centri, dove più forte si è subita l'emigrazione.
Una gestione a guida regionale, ma con un coinvolgimento delle associazioni. A ottobre si riunirà a Venezia la consulta dei Veneti del mondo per rapportarsi con la regione, per definire i nuovi progetti, le nuove azioni, per trovare quelle strategie che siano capaci di rafforzare sempre più questo legame. Giovani trevigiani e veneti che vogliono rientrare, giovani che si mettono in gioco all'estero, un po' come i loro avi, anche se oggi il tema non è più la povertà ma l'opportunità. Fenomeni che sono e saranno sempre più il futuro anche dei trevigiani nel mondo. Io ricordavo che sono nate proprio delle sezioni nuove in Brasile, fatte soprattutto da giovani. Ecco, ci sono dei giovani che rientrano e che riescono a integrarsi molto bene. Figli di emigranti nati all'estero, sono rientrati, si sono inseriti in maniera molto positiva, molto bella nelle loro comunità, tanto da arrivare ad avere anche ruoli di amministratori pubblici. Ecco, questa è la provincia di Treviso, questi sono i nostri giovani ed è il futuro anche della nostra associazione. Ed ora una notizia di cronaca che ci arriva dal Bellunese, quella di una tragedia che si è verificata poco fa dopo l'Alpe del Nevegal, un mezzo con rimorchio dell'organizzazione della corsa, la leggiamo insieme dal Corriere delle Alpi, si è ribaltato su una curva durante le operazioni di recupero delle attrezzature di sicurezza. È morto purtroppo un volontario, si tratta di Manuele Michieletto dell'83 di Belluno, mentre un altro ragazzo del 75 risulta essere gravemente ferito. Cambiamo ora argomento, andiamo a Spresiano dove il sindaco Marco Della Pietra invita un noto writer a colorare i muri della città. Inizialmente hanno chiamato i carabinieri, hanno chiamato noi la mattina che l'hanno vista, che era proprio alla luce del sole, quindi non poteva essere una cosa illegale, ecco. Ma ci hanno chiamato e subito c'era un po' di diffidenza. In realtà so per certo che in tanti hanno chiesto di fare, hanno cercato di commissionare delle opere da fare in serrande o muri vari, però ecco, questa è proprio una cosa artistica e Antonio la mantiene tale. A distanza di un mese viene quasi da ridere al sindaco e all'artista Antonio Carbotti in arte Ismo se ripensano a come inizialmente ha reagito il paese al grande graffito di quasi 100 metri comparso vicino alla stazione. Carbotti qualche tempo fa chiede al sindaco uno spazio dove trasformare i muri sporchi o con parolacce colorandoli, dando loro nuova vita. Della Pietra ne ha giusto uno ed ecco che il gioco è fatto. Ismo, appassionato di graffitismo fin da bambino, dalla Germania dove abitava viaggia in tutto il mondo grazie alla sua arte, fino a quando si ferma per necessità. Nasce una figlia, mette su casa e arriva a Spresiano, dove proprio la piccola lo sprona a ricominciare. L'unica mia, prerogativa era non avere spray, ma la libertà di poter scegliere cosa disegnare, quindi non commissionato, ma semplicemente libero di esprimermi. I soggetti sono parte dell'immaginario di Ismo e della voglia di far appassionare il pubblico alla sua arte, come la 500. Perché puri graffiti non tutti possono capirli, non tutti devono capire ed è giusto che sia così. E ho detto, mischiato a quello che piace a me o quello che farei io, devo anche fare qualcosa per la comunità, no? E da lì è nata l'idea della 500, il furgone e poi vedremo in futuro insomma quello che ne sarà. Un'idea che è piaciuta molto al sindaco, che ha pensato di aprire una scuola nel prossimo futuro. Abbiamo deciso insieme che il comune farà una scuola di graffiti con lui e dei ragazzi, in modo tale che insomma, se si può veicolare l'arte, ecco, perché non farlo in questa maniera qui. 1800 persone hanno partecipato ieri sera alla terza edizione della Falcata di Villorba, la manifestazione podistica di solidarietà aperta a runner ma anche a semplici camminatori che hanno percorso i tracciati da 5 o 10 chilometri nel cuore della campagna tra i girasoli dell'azienda agricola Nonno Andrea. Pettorale numero 1 per il sindaco di Villorba, Francesco Soligo. Il ricavato della corsa è interamente devoluto ad attività a favore dell'infanzia del comune di Villorba.
Ed ora siamo al consueto spazio della domenica con la nostra storia. Questa mattina abbiamo trasmesso il 31esimo raduno in Consiglio della Trevisani nel mondo, un'associazione nata per dare voce all'emigrazione trevigiana e veneta che ha contribuito anche al rilancio di una provincia che, va ricordato, negli anni 50 aveva delle zone depresse al pari del sud Italia. Ma come si è evoluta l'associazione e la consapevolezza di un fenomeno che ha toccato poi parecchie famiglie trevigiane? A raccontarcelo appunto è la nostra consueta rubrica dedicata alla nostra storia, con un servizio del 25 luglio di 38 anni fa. Vediamo. Ogni giorno arriva Tagliani e io dico, cara madre, che dovete essere rimasti chiari in Italia. Così scriveva l'8 febbraio 1889 l'emigrante trevigiana Maria Cappellotto da lontano Brasile. Era una delle migliaia di emigranti che la fame, la miseria e le calamità naturali costrinsero a partire in cerca di sopravvivere oltreoceano. Ora ci sono i pronipoti di quei primi emigranti, sono sparsi in tutto il mondo e ogni tanto qualcuno torna alla madre patria rincorrendo il sogno accarezzato dai padri. Ma che cosa trovano? Un mare di difficoltà, ha detto oggi in una conferenza stampa Giuseppe Zanini, presidente dell'Associazione Trevisani nel mondo, l'unica associazione che ha scelto da anni di lavorare per questo pianeta così eterogeneo e complesso. Nata 13 anni fa, l'associazione ha camminato in fretta, diventando un prezioso punto di riferimento per gli emigranti. 10.000 soci, 60 sezioni all'estero, un giornale con una tiratura di 10.000 copie, un ufficio in piazza Duomo sempre saturo di lavoro. Questa è la scheda dell'associazione che il nuovo presidente cerca di rilanciare offrendole un'impostazione manageriale. Intanto parte dall'informazione. È stato organizzato a tale proposito un convegno a Uderzo per il 27 luglio dove verrà fatto il punto della situazione degli emigrati da un punto di vista socio-economico. Perché questo interesse per l'emigrato? Perché, ha risposto il presidente, noi dobbiamo molto all'immigrazione in quanto ci ha portato dove siamo ora. Ha ricordato che la provincia di Treviso viene considerata tra le più ricche d'Italia e questo soprattutto grazie anche alle commesse che migliaia di emigrati hanno spedito dalle più disparate zone del mondo. Ora è giusto non dimenticare, oggi non esistono più emigranti poveri come un tempo che cercano fortuna all'estero, c'è un fenomeno inverso, un'emigrazione di ritorno che crea problemi enormi. La Regione Veneto ha fatto qualcosa per venire incontro a questi connazionali che tornano, ma è troppo poco. Il resto viene fatto dai volontari dell'Associazione Trevisani nel mondo. Aiutateci, ha chiesto il presidente. È un atto di giustizia, crediamo, più che di bontà. E siamo al termine di questa edizione. Vi ricordo, prima di vedere le nostre previsioni del tempo, subito dopo la sigla, che ARPAV prevede per la serata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto nell'area montana e pedemontana, dove non sono esclusi dei temporali anche di forte intensità, con forti piogge, raffiche di vento e grandinate. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Arrivederci.